In occasione della giornata mondiale in difesa della violenza sulle donne, un convegno che tra l'altro coincide pure con l'apertura dell'anno di studio teologico di San Gregorio Agrigentino. Un tema importante, donne e pace, il ruolo delle religioni, quindi un excursus a tutto tondo sulla figura femminile all'interno delle varie religioni, non solo il cristianesimo. Noi abbiamo avviato da tempo gli studi dello studio teologico, cioè i corsi sono avviati già da molto tempo. Questa è la prolusione. In questa occasione abbiamo invitato la professoressa Ester Di Segni della comunità ebraica di Roma, insegna all'Università Tor Vergata, a parlare di donne e pace. Ecco, lei durante la sua introduzione ha fatto dei riferimenti proprio all'interno del testo sacro, ecco, da quali bisogna prendere spunto. Ecco, io faccio questa considerazione: se noi apriamo la Bibbia è uno specchio della nostra società. Ci sono guerre, ci sono eccidi, ci sono rappresaglie, slealtà, tradimenti, però a un certo punto ogni tanto affiora la figura di una donna e sembra che attorno a questa figura fiorisca la pace. La stessa Eva, noi siamo abituati forse a colpevolizzarla eccessivamente, ma nella Bibbia Eva è chiamata da Dio la madre dei viventi, quindi lei è l'autentica madre di ognuno di noi, se noi riusciamo a cogliere il lato femminile di questa donna, il lato materno, il lato autenticamente umano, se vogliamo, di Eva e della donna. Ecco, stringendo invece l'obiettivo sugli studi teologici di San Gregorio Agrigentino, ecco, questa è l'apertura dell'anno accademico 2014-2015, ecco, quali sono i prossimi progetti? Noi abbiamo tanti progetti, per esempio quest'anno nel mese di gennaio abbiamo in programma una tavola rotonda sulla violenza e le religioni, perché noi sappiamo che a volte le religioni vengono colpevolizzate come violente, quello che succede in Medio Oriente è davanti ai nostri occhi, quindi abbiamo pensato che sia importante riflettere su questo argomento. Poi ci saranno anche tante altre iniziative, delle presentazioni di volumi, abbiamo anche in corso la stampa e la pubblicazione di 2 volumi dedicati ai vescovi di Agrigento. Ricordiamoci che i vescovi di Agrigento sono la radice storica, se vogliamo, della nostra città.